Al di là dei singoli che possono fare tutte le scelte individuali, noi stiamo ragionando della collettività, ovvero oltre alla pensione obbligatoria, che è quella che vede protagonista l'INPS, ci sono dei fondi territoriali, in Veneto ce n'è uno in particolare che è Solidarietà Veneto, che ha raccolto le adesioni tra lavoratori e aziende per mettere quello che già viene accantonato, in questo caso in un fondo territoriale. Aumentare questa previdenza complementare significa nel futuro avere una copertura maggiore, perché il tema delle pensioni è un grande dibattito non solo italiano ma internazionale. La seconda, raccogliere risorse su base territoriale che possono essere reinvestite, ma su tutto dobbiamo migliorare la conoscenza, perché quel che emerge anche dal convegno di oggi è che c'è una scarsa conoscenza dell'ambito finanziario e pensionistico. Ma io mi devo interrogare su 3 punti. La prima, come migliorare la conoscenza dell'ambito finanziario nelle scuole, perché c'è veramente un'ignoranza di fondo, non è colpa dei ragazzi, è colpa del sistema. Secondo, come aumentare l'adesione a questi fondi territoriali da parte delle parti sociali, quindi è una adesione contrattualistica tra lavoratori e azienda, però la Regione può fare un'azione di regia. Terzo, come fare in modo che la Regione, quindi l'ente principale del territorio, possa governare questa pluralità di fondi.